venerdì 16 febbraio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora vedremo a che punto è il Servizio Sanitario Nazionale, perché ci sono tante difficoltà per chi si ammala e proveremo a trovare anche delle prospettive possibili. Parleremo anche di vino e siccità, perché anche questo è uno dei problemi che devono affrontare gli agricoltori che sono in manifestazione in questi giorni. E poi con noi sarà Mirko Bianca, un giovane cantante di Siracusa che è approdato nella trasmissione di Fiorello soltanto qualche giorno fa. Ma cominciamo con l'attualità. Parlavamo della protesta dei trattori. Ieri erano 1500 a Roma, si autodefiniscono agricoltori traditi, sono la fazione più critica con il governo e dalla Sicilia sono arrivati 14 pullman, hanno partecipato a questo raduno al Circo Massimo e appunto hanno raccontato le storie di chi non riesce, non ce la fa più a vivere lavorando la terra. Ce l'hanno con il governo, l'Europa, le multinazionali, la carne sintetica e la farina di grillo, ma anche con le associazioni di categoria che hanno sottoscritto gli accordi col governo. Loro sono il popolo del CRA Agricoltori Traditi, che dopo aver marciato su Roma sono scesi dai trattori e sono saliti sul palco del Circo Massimo, allestito su un rimorchio. Dopo il leader nazionale Danilo Calvani, che ha chiamato alla protesta, si susseguono le storie di chi non riesce più a vivere lavorando la terra. Dalla Val di Nonna al Dittaino, dalle pere abate all'uva di Mazzarrone, è un coro unanime che chiede aiuti concreti. La testimonianza della Sicilia. Noi siamo qua, siamo presenti e questo è l'inizio. Non ci accordiamo noi a patti governativi. Vergognosi! L'immigrato dell'IRPEF, ma santo Dio dove siamo arrivati? Gli agricoltori, il 60% non può entrare nemmeno nelle banche! No ai terreni incolti, il grano è l'oro italiano, sono alcuni dei cartelli che i partecipanti espongono. 1500 secondo gli organizzatori, tante le bandiere tricolori. 2 le manifestazioni autorizzate che non si sono mai incontrate. A dividere le piazze la richiesta di dimissioni del governo, con Lollobrigida che ribadisce sul taglio dell'IRPEF. Abbiamo fatto il possibile. A Roma restano i trattori a presidiare ancora per giorni le vie consolari. Gli agricoltori tornano a casa. Erano partiti dalla Sicilia a bordo di 14 pullman e mezzi propri, ma la protesta continua. Ci sono stati sit-in a Enna, Marsala, Trapani e Caltanissetta. Gli agricoltori del Belice hanno scritto una lettera aperta a Mattarella. Non ci servono interventi tampone, ma leggi urgenti e speciali. Ed eccoci alla nostra inchiesta sul caporalato a Paternò. Ecco come vivono i braccianti immigrati al termine del lavoro nei campi. Veramente commovente questo finale di questo servizio. Angelo, vogliamo vedere, dare un'occhiata ai giornali? Sì, cominciamo allora la nostra rassegna con i quotidiani regionali e partiamo dalla Sicilia di Catania. Fotonotizia in primissimo piano. Il titolo è, eccolo subito, lo leggiamo, la svolta buona. Il CDA della società dello Stretto di Messina approva la relazione di aggiornamento al progetto, previsti 120.000 occupati. Stiamo parlando ovviamente del ponte. Allora andiamo subito alle pagine interne per approfondire e cercare di capire qualcosa in più. Ponte, è stato varato il nuovo progetto, è concepito per durare 200 anni. La sfida entro l'estate l'iter, le opere preliminari e gli espropri, previsti 120.000 occupati. Ci sono poi una serie di numeri che vengono evidenziati in questa mappa, i numeri del ponte sullo stretto, costi, materiali, tempi di percorrenza, il progetto dunque del ponte. E su questo tema anche la Gazzetta del Sud torna evidentemente ad approfondire il tema per l'appunto del ponte sullo stretto. Vedete in prima pagina, approvata la relazione di aggiornamento, il ponte compie un altro passo, via libera al progetto definitivo, l'opera corre verso la fase esecutiva, le prossime tappe, la conferenza dei servizi e il voto
foto poi del CIPES, Salvini sarà il simbolo della nuova unità d'Italia, queste le parole del ministro Salvini. E poi vediamo un po' di cercare adesso evidentemente andare su altre notizie. Abbiamo parlato del ponte, torniamo sulla prima pagina della Sicilia. Da Catania lo stupro alla villa, riconvalidato il fermo dell'egiziano incastrato dal DNA. A Ravanusa ne abbiamo parlato ieri, rissa a Carnevale, sedicenne sfregiata da 2 coetanei, 30 punti di sutura. E poi i conti in rosso, allarme sulla crescita dell'Italia, possibile una manovra correttiva, anche se il commissario Gentiloni non ritiene opportuno questo passo, chiaramente commissario europeo. Schifani è andato a Roma d'affitto, investire su opere e strategie. Questa è la prima pagina della Sicilia e andiamo sulle pagine interne del quotidiano La Sicilia ancora. A Palermo lo stupro del Foro Italico, sia il processo per i bruti, prenderà il via il prossimo 19 aprile. Il processo è un rito abbreviato a carico di 6 giovani accusati di aver stuprato una 19enne palermitana la notte dello scorso 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico. A Catania ieri le udienze al riesame per 3 indagati, 13enne violentata nei bagni della Villa Bellini, il GIP riconvalida il fermo dell'egiziano incastrato dal DNA. Questo è ancora, poi ricorderei certamente la vicenda, ricorderete tutti la vicenda dell'uomo del falegname di Giarre morto alle Bahamas, indagine un atto dovuto, organi iter regolari. Questa è una precisazione dei legali dell'azienda che è stata in qualche modo coinvolta per chiaramente permettere alla magistratura di poter in qualche modo andare avanti adesso nelle indagini. Adesso ci occupiamo di politica, politica e economia più che altro. La Corte dei Conti boccia il rendiconto del 2020 e la Regione, per l'assessore Falcone, la decisione non avrà effetti sui nostri conti. Assegnati intanto alla Sicilia 19 milioni per la difesa delle aree montane. Tutto questo è economia. Adesso la pagina che riguarda la città di Catania, l'ultimatum, subito le opere, Corso dei Martiri, sindaco diffida ai proprietari delle aree piano industriale entro 10 giorni. Trantino pensa anche ad un piano B, manifestato un interesse del comune ad acquistare le aree oggetto della convenzione. Qui c'è una foto, come vedete, proprio di Corso dei Martiri. La lettera è stata inviata dall'amministrazione comunale ai proprietari delle aree di Corso dei Martiri ed ha il sapore di un ultimatum, realizzare subito le opere. Il sindaco ha diffidato i privati a presentare entro 10 giorni il piano industriale e intanto, come abbiamo detto, ha anche un piano B. La cronaca, spacciava la micidiale wax su una chat, è stato arrestato, trovati in casa di un incensurato 100 grammi della nuova droga che sta invadendo le piazze etnee. E poi a Randazzo 3 fermi per il pestaggio di 2 uomini. Altre notizie che riguardano la città di Catania e la provincia. La città proprio di Catania ha occupato il liceo ospedalieri, gli studenti ci tagliano fondi e vietano il dissenso. Questa è la protesta. A San Giovanni la Punta invece assalta ad un distributore con una ruspa rubata, ma devono fuggire quando arrivano i carabinieri. E poi siamo ad Acireale, un colpo di ladri seriali ai danni del Bellavista, razziati soldi e tabacchi. Questo per quanto riguarda il quotidiano La Sicilia. Adesso invece leggiamo la prima pagina del giornale di Sicilia. Il titolo in evidenza: calano le tasse, sballano i conti. Questo è il concetto. Nuovo buco delle finanze della regione per effetto della riduzione dell'IRPEF. All'appello mancano 164 milioni. A rischio la manovra bis che stanziava fondi per smaltire i rifiuti per l'AST e anche per i PIP. L'assessore non esclude di impugnare la legge di stabilità nazionale nella parte che riguarda i mancati ristori. Si tratta comunque con il Ministero, in corso dunque una trattativa.
I giudici bocciano il bilancio del 2020, Falcone i fondi sono già stati accantonati e, come abbiamo già visto, l'Unione Europea taglia le stime di crescita, ma Roma fa meglio di Berlino, Gentiloni sul futuro domina l'incertezza. Fotonotizia anche sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, via libera al sogno del ponte, il Consiglio di amministrazione approva il progetto definitivo per l'apertura dei cantieri, mancano i passaggi tecnici ma il ministro Salvini ribadisce che l'intenzione è di avviarli entro il 2024 e aprire il traffico stradale e ferroviario nel 2032, la società avrà un impatto occupazionale di circa 120.000 unità. E poi anche oggi c'è in primo piano la rivolta degli agricoltori da Agrigento a Enna, trattori in strada, non ci fermeremo, questo è l'allarme, ma c'è un altro allarme, un allarme Wax, la potente droga che sa di miele e piace ai giovani, c'è stato un sequestro e anche un arresto, restano in celle 3 indagati per la strage di Altavilla, lo ha deciso il GIP. E poi a Palermo oggi, vedete, mala movida, vertice con il ministro Piantedosi, oggi in prefettura il Comitato per la Sicurezza Pubblica, dopo gli ultimi episodi di violenza che sono poi sfociati, culminati anche nel delitto del giovanissimo avvenuto davanti ad una discoteca. Ieri il questore ha deciso lo stop proprio per la stessa discoteca per 60 giorni. Dal Giornale di Sicilia siamo adesso alla prima dell'edizione di Palermo di Repubblica, che ha in primo piano la strage avvenuta ad Altavilla, gli accusati della strage restano in cella, il GIP su Giovanni Barrega e i coniugi Carandente, per la figlia sopravvissuta contatti vietati anche con i parenti in questo momento. E poi c'è un profilo di una delle vittime, Kevin, che amava tutti i volatili e pedalava da solo, una venerazione per quel padre. Ne abbiamo parlato ieri, in qualche modo avevamo evidenziato come c'era stato un ritardo, un'attesa di oltre un anno e poi un rinvio per una TAC, e vedete stamattina ancora TAC dopo un anno, ci sono le scuse del Policlinico, una donna aveva raccontato su Repubblica la sua interminabile odissea per una malattia degli occhi, l'ospedale entro una settimana l'apparecchio guasto tornerà in funzione, richiameremo i pazienti. Questo è quello che viene scritto, le indagini, gli imprenditori bancomat di Messina Denaro, c'è un approfondimento nelle pagine interne. E poi sulla movida, meno musiche e più sanzioni per la movida a Palermo. Pagine interne, vedete la strage di Altavilla, gli accusati restano in carcere, lo ha deciso il GIP che ha convalidato il fermo sia per i coniugi Carandente e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per Giovanni Barrega. La figlia sopravvissuta si trova in luogo protetto, contatti vietati anche con i parenti. Secondo le prime analisi i figli sarebbero morti almeno un giorno e mezzo prima del ritrovamento. Questi sono i nuovi particolari. La coppia si dichiara innocente, abbiamo solo fatto del bene, stesso concetto espresso da Barrega. Queste sono evidentemente le dichiarazioni. E poi vedete qui il profilo del giovane Kevin che amava i volatili, pedalava tutto solo, venerava quel padre. A Bagheria studenti e professori hanno ricordato il 16enne ucciso, la sua simpatia era l'anima della scuola. E ancora a Palermo parliamo però del cimitero dei Rotoli, cimitero normale, il sindaco celebre successo, sit-in contro l'ampliamento, bilancio dell'attività che ha consentito di colmare la carenza di sepolture. Residenti di Vergine Maria vogliono un parco giochi nell'area. Ed il Pomice ancora dal governo Meloni, 2 milioni di euro, il Dipartimento di Architettura prepara una mappa per tour virtuali fra le tombe, questo per la città di Palermo. E restiamo sempre a Palermo, ma stavolta per parlare dell'Università di Palermo, perché c'è un boom di iscrizioni, nuovi corsi e primo campus d'Italia in 5G. Questo anno da record di immatricolati, 11.562, nasce la laurea magistrale in veterinaria, vicini al traguardo gli interventi nel complesso dell'ex consorzio agrario, anche un laboratorio. E poi dalla prima leggiamo anche un cerchio magico di imprenditori, era il bancomat di Messina Denaro. Gli accertamenti dei finanzieri del GICO hanno scoperto strani bonifici eseguiti dai fratelli Luppino a Laura Bonafede, l'amante del boss. Chiudiamo con la prima pagina
della Gazzetta del Sud che abbiamo intravisto prima a proposito della Ponte, la Regione un buco da 164 milioni, chiesta compensazione a Giorgetti, alla Corte dei Conti boccia il bilancio del 2020, questa è la situazione. Ci proiettiamo anche sui fatti di carattere internazionale, non solo italiani, attacco israeliano all'ospedale di Khan Yunis, una situazione catastrofica, Netanyahu 2 stati, non è il momento di regali ai palestinesi, dice, e poi Mosca nega e ribatte, allarme negli USA, la Russia fa paura, armi nucleari spaziali, questo è il nuovo, diciamo, e sono i nuovi confini, i nuovi scenari della guerra. Argomenti che affronteremo e che vedremo meglio sui quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, ricominciamo con il quotidiano Avvenire, che è il quotidiano dei vescovi italiani, e allarme fentanyl, questo è il titolo di apertura. L'Italia intende evitare la deriva americana. Oltreoceano è diventata la principale causa di morte per overdose. Prime operazioni di polizia, faro su farmacie e ospedali. C'è una nota del Ministero della Salute, massima allerta per prevenire il dilagare del farmaco oppiaceo. Questa è la notizia di apertura. Poi si parla dell'accordo Italia-Albania, l'accordo delle polemiche, l'ok del Senato, pioggia di fondi a Tirana, mentre in Medio Oriente Netanyahu no ai 2 stati, Hamas chiude sugli ostaggi. Questa è la fotografia di quanto accade per l'appunto nella striscia. Adesso anche gli altri quotidiani con il Messaggero. Stop ai benefici, i pensionati all'estero tornano in Italia, stretta in Portogallo, rientra il 70% degli anziani emigrati, e poi Gaza, blitz israeliano nell'ospedale, Netanyahu no allo Stato palestinese. E vedete, modello Caivano per i migranti, Meloni ai ministri in Consiglio dei Ministri. Andiamo tutti in Africa, serve slancio per il piano Mattei, ok al patto con l'Albania, intesa con Bucarest, i condannati sconteranno la pena in Romania. E poi ancora scotch e manette, il piano omicida del killer di Latina nell'auto del finanziere che ha ucciso madre e sorella dell'ex, ritrovati manganelli e anche dei guanti. Come sempre sul Messaggero c'è sempre una vetrina che riguarda il calcio. Lukaku ritrovato, gol pesante in Europa, Euroleague, rimonta della Roma con il Feyenoord, ritorno prossimo il 22, quindi la possibilità di accedere al prossimo turno. Corriere della Sera adesso. Cominciamo con il raid a Gaza, in ospedale, spinta USA sulla tregua, Netanyahu sui 2 stati, non è tempo di regali. E poi, tradotto male da Parolin, frasi sfortunate, il caso dell'ambasciatore, minaccia spaziale russa, il segnale di Biden a Mosca, la NATO aiuti Kiev, servono più armi ancora, e poi le tensioni nella maggioranza. Scontro sul terzo mandato, Fratelli d'Italia alla Lega, sì all'alternanza, Zaia non è eterno, i possibili effetti sul voto e le riforme, Bruxelles taglia intanto le stime di crescita del PIL, ipotesi manovra correttiva. E leggiamo ancora difeso e debito, le linee a Draghi, l'Unione Europea agisca unita. E poi vedete in primo piano questa fotonotizia, perché c'è lo strappo di Mbappé, addio a Parigi, c'è il Real, il calciatore lascia il Paris Saint-Germain, Ancelotti lo aspetta al Real Madrid per trattenerlo in Francia, si era addirittura mosso lo stesso presidente Macron. Siamo a Repubblica adesso, scontro sull'autonomia differenziata, è il titolo virgolettato, la patriota di Vita l'Italia, intervista alla segretaria del PD Elly Schlein. Con questo progetto Meloni mina servizi essenziali come la salute e la scuola. Oggi De Luca guida i sindaci della Campania a Roma per lo sblocco dei fondi regionali e per dire no alla legge Calderoli, a segno di inclusione troppi cittadini tagliati fuori, e l'Unione Europea parla di una crescita in calo. E poi dall'estero l'arma segreta russa accende la corsa alla guerre stellari, si legge ancora, e a New York con una fotonotizia c'è un allarme davvero, più che un allarme adesso c'è un'iniziativa che in qualche modo ci farà
riflettere. Eccola qui, New York fa causa ai social, danni ai giovani. Questa è l'ultima, diciamo, notizia che arriva dagli Stati Uniti a proposito di quello che avviene nel mondo virtuale. Poi La Stampa, il racconto di quanto avviene a Gaza, noi come topi nell'ultimo ospedale di Gaza, l'esercito e poi l'irruzione a Khan Yunis in cerca di ostaggi di Hamas, Netanyahu, 2 stati, regalo ai palestinesi. Vedete poi l'economia, PIL in calo, buco da 10 miliardi, il manifesto di Draghi, l'Unione deve cambiare, servono debito, politica fiscale e difesa comune. Questa è la sua ricetta. E poi 2 fotonotizie con 2 storie assolutamente diverse. Intanto da una parte c'è il giovane San Giovanni, la fatica di cantare, si legge, diciamo mi devo fermare, a un annuncio, ha bisogno di una pausa, ha postato su Instagram una dichiarazione, cioè tornerò più forte di prima, però evidentemente in questo momento ha un disagio. E poi le parole stonate, Fedez sono nullatenente e sta indagando la Guardia di Finanza su queste sue affermazioni. Lasciamo la prima pagina della Stampa, andiamo su Sole 24 Ore, vedete ci sono i temi economici, rottamazione, un buco da 39 miliardi, il 60,3% dei crediti da cartelle esattoriali non è stato pagato. Le 4 edizioni della sanatoria hanno raccolto 6,7 milioni di adesioni. E poi la notizia della frenata dell'economia europea, PIL del 2024 tagliato allo 0,8%, ma anche il Sole 24 Ore in primo piano ha proprio la notizia del ponte sullo stretto, ok al progetto del maxi ponte da 3,6 km, l'apertura al traffico di auto e treni prevista nel 2032, largo 60 metri, il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia resisterebbe a venti di 300 km orari. Questo è quello che prevede il nuovo progetto, l'ultimo progetto che è stato per l'appunto approvato. Siamo adesso al Giornale. Vediamo insieme la prima pagina, dossier al veleno in Confindustria, questo è il titolo principale, la corsa per la presidenza degli industriali finisce in tribunale, lettere anonime e denunce. Questa è la situazione. Vediamo l'ultima indiscrezione è che i 3 saggi incaricati di individuare la figura più gradita agli associati per succedere a Carlo Bonomi, proprio alla guida di Confindustria, ieri avrebbero suggerito Emanuele Orsini, il candidato in largo vantaggio su una rosa di altri nomi, però evidentemente ci sono delle tensioni anche in Confindustria. Esposto alla finanza, Fedez il nullatenente che gira in Lamborghini. Questa è la notizia. Accordo sui detenuti romeni, andranno in cella in patria. Questo è l'accordo che è stato ottenuto dal nostro governo. Adesso il Fatto Quotidiano, caso Elkann, eccolo qui il titolo, trovati 500 milioni all'estero. Quindi c'è qualcosa evidentemente che la Guardia di Finanza segue come traccia. Giovedì la Guardia di Finanza ha perquisito la casa del presidente di Stellantis, una notizia esclusiva, tesoretto di Agnelli, somma su conti di società offshore, sequestri pure al presidente della Juve. Questo è l'ultima notizia del Fatto Quotidiano che la porta in esclusiva. E poi siamo sul Riformista. La verità ti fa male, lo so, scrive, istituita la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, ma intanto leggiamo anche Draghi, visionario ed europeista, questo fondo molto interessante di Andrea Ruggeri. Siamo sul Manifesto, eccolo qui, torniamo a bomba, questo è il titolo di questa mattina. Il mondo si riarma a passi forzati, il segretario della NATO Stoltenberg preme l'acceleratore, l'Europa è nel pieno della corsa in difesa dell'Ucraina, la Germania si avvia verso l'economia di guerra e apre il dibattito sull'atomica, la pace resta fuori dai discorsi. Abbiamo anche il Libero. Ora gli sbarchi calano, qualcosa sta cambiando, nel 2024 arrivi diminuiti del 41%. Meloni chiede più impegni ai suoi, facciamo come a Caivano, adesso andiamo tutti in Libia e Tunisia. Intanto è stato approvato il patto sui migranti con l'Albania e la CEI
protesta. Ponte sullo Stretto, c'è il via libera al progetto definitivo, cantieri da quest'anno, apertura nel 2032. Abbiamo 30 secondi e allora l'ultimo titolo lo andiamo a vedere dal Tempo. Piano Meloni sui migranti, modello Caivano per l'Africa, ministri in Libia e Tunisia per sviluppare progetti e contrastare l'immigrazione, sì definitivo del Senato all'accordo Italia-Albania, presto 2 centri di rimpatrio. Intanto il decreto ONG funziona, in un anno sono 17 le navi illegali fermate. E poi i giallorossi pareggiano in Olanda, giovedì all'Olimpico ci sarà la gara di ritorno per quanto riguarda l'Europa League. Fra poco ci occuperemo del Servizio Sanitario Nazionale, ci sarà con noi il presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta, quindi state con noi, prima il meteo e poi i nostri ospiti. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Da segnalare solo un po' di variabilità sul nord-ovest e sulla Toscana con velature estese e aumento della copertura nuvolosa in serata sulla Sardegna. Vediamo ora nel dettaglio la Sicilia, ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di venerdì con qualche innocua velatura solo in transito. La ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Temperature massime in ulteriore rialzo con clima decisamente mite per il periodo, punte infatti che potranno anche sfiorare i 18-19 gradi nelle ore centrali. Nel corso della giornata di sabato situazione pressoché analoga, con sole assoluto protagonista. La ventilazione ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi, temperature che non subiranno particolari variazioni con valori ancora oltre le medie stagionali. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Proprio si amano. Allora, adesso parliamo di cose serie, però con il nostro ospite in collegamento che è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno e benvenuto, presidente. La Gimbe è una fondazione che noi conosciamo bene perché si occupa di ricerca, formazione scientifica, informazione. Molte volte la consultiamo proprio anche per migliorare la salute dei cittadini e le conoscenze a proposito del tema. Le voglio fare subito una domanda che abbiamo visto su un tema che abbiamo visto su un quotidiano oggi. Per un TAC al Policlinico una donna ha dovuto aspettare un anno, tant'è vero che poi il Policlinico di Roma, mi pare, vero? No, di Palermo, il Policlinico di Palermo si è scusato dicendo c'è un apparecchio guasto. Ma se è un apparecchio guasto, perché ci vuole un anno di attesa per poi poter fare questa TAC? Ma guardi, in questo momento il problema delle liste d'attesa, anzi dei tempi di attesa, sarebbe più corretto chiamarli così, è diventato il problema dei problemi un po' per tutti i cittadini, sia perché le liste d'attesa hanno sempre rappresentato in tutti i servizi sanitari, in particolare in Italia, diciamo, una criticità, sia soprattutto perché durante il periodo Covid si sono accumulate una serie di ritardi di prestazioni e poi abbiamo avuto un effetto collaterale che i cittadini hanno toccato con mano, che tanti medici sono andati via, tanti medici e tanti infermieri dal servizio pubblico. Quindi se lei mette insieme una serie di problematiche che sono legate ad aspetti tecnologici, tecnologie che sono vecchie, che sono guaste, che non vengono sostituite, e quindi c'è un problema proprio di macchina e un problema di personale, il gioco è presto fatto. Con l'arretrato da recuperare, con la situazione complessiva, diciamo, delle performance dei servizi sanitari regionali, poi si verificano situazioni estreme come quelle che lei ha descritto. Sì, e non solo, ma quelle che voi anche elencate, gli affollamenti al pronto soccorso, le difficoltà a trovare un medico o un pediatra per i bambini vicino a casa, la migrazione sanitaria, cioè che uno va via e va verso il nord o altrove, l'aumento della spesa privata, addirittura il fenomeno più diffuso recentemente è quello della rinuncia alle cure, cioè c'è tanta gente che dice io non ho i soldi, non ce la faccio, le liste d'attesa sono troppo lunghe e ti saluto. È così, è vero?
Io purtroppo la sento male, quindi diciamo non mi è arrivata la domanda. La rinuncia delle cure è un fenomeno che si Sì, sta ecco, diffondendo. sì, perfetto. Quello che diciamo è un po' la logica conseguenza di quanto abbiamo descritto poco fa è che quando il cittadino non trova una risposta nel servizio pubblico va a cercarla nel privato, spesso pagando di tasca propria, generando anche quello che è il fenomeno dell'impoverimento delle famiglie, soprattutto quando ci sono le cosiddette spese catastrofiche e a un certo punto, quando non sono più economicamente sostenibili, si rinuncia alle cure. Si stima che ci sia circa un 5% di italiani che rinunciano alle cure e il 5% di italiani sono svariati milioni di persone. Certo, è veramente altissimo, sono percentuali impressionanti. Ecco, il GIMBE che alternative propone? Ma guardi, noi abbiamo lanciato ormai da 10 anni una campagna, anzi sono quasi 11, dal 2013, una campagna che si chiama proprio Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. La campagna ovviamente fa sensibilizzazione pubblica, analisi continue su quello che è un po' lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale, che riteniamo essere un paziente in gravi condizioni. Adesso abbiamo lanciato una rete civica, cioè Salviamo SSN diventa una rete civica con centri regionali, quindi ce ne sarà uno anche in Sicilia, dove anche i cittadini potranno partecipare per segnalare disfunzioni, criticità, perché noi siamo convinti che il servizio sanitario è una conquista sociale che dobbiamo difendere da un lato ma rilanciare dall'altro, perché in questo momento stiamo scivolando verso tanti sistemi sanitari regionali che di fatto minano un diritto fondamentale, che è quello del diritto alla tutela della salute. Ecco, ma c'è chi dice forse dobbiamo ammettere che non siamo in grado di dare un servizio sanitario nazionale pubblico, cioè efficiente, e non ce lo possiamo più permettere, e come dire, chiudiamo baracche e burattini e ognuno se la cava come può. Ma guardi, da questo punto di vista io credo che sia molto più onesto da parte della politica, non intesa come il governo diciamo attualmente in carica, ma la politica nel senso più ampio del termine, dire proprio quanto lei ha affermato, cioè che oggi non ci sono in Italia le condizioni per poter più garantire un servizio sanitario pubblico come quello che è stato istituito nel 1978. Ma se così fosse, si devono fare delle riforme serie in grado anche da offrire gli strumenti pratici ai cittadini per sapere come organizzarsi, perché il fenomeno che sta avvenendo attualmente, che è quello della cosiddetta privatizzazione occulta, privatizzazione strisciante, cioè è conseguenza del fatto che nessun governo ci dirà mai che si vuole privatizzare il Servizio Sanitario Nazionale, ma lei capisce bene, gli ascoltatori credo pure, che se io indebolisco continuamente il pubblico diventa praticamente impossibile, diciamo, frenare l'avanzata del sistema privato. Certo, però voi stessi ricordate che è la Costituzione, con l'articolo 32, che tutela il diritto alla salute di tutti, quindi la sanità deve essere per tutti. È un bel problema, siamo di fronte a una situazione davvero difficilissima, se voi stessi la mettete in evidenza. Ma lo è la situazione critica, dico, noi l'abbiamo ricordato, ma lo ha ricordato il Presidente Mattarella, il Papa, la Corte dei Conti, l'Ufficio parlamentare di bilancio, cioè su quella che oggi è il risultato di tanti anni di definanziamento del servizio sanitario pubblico, a cui aggiungo anche la mancanza di riforme, perché di fatto l'ultima vera riforma risale al 1999, quindi è passato quasi un quarto di secolo, hanno un po' abbandonato la sanità pubblica a se stessa, quindi è ovvio che questo è un problema che il Paese deve prendere in mano, ma deve prenderlo in mano anche attraverso la consapevolezza dei cittadini che non possono, diciamo, subire passivamente quello che è proprio la rinuncia a un diritto costituzionalmente garantito, quindi non è un capriccio che la mattina il cittadino si sveglia e dice io voglio fare un esame piuttosto che devo fare un intervento chirurgico. Il diritto alla tutela della salute è garantito dall'articolo 32 e il Servizio Sanitario Nazionale è stato messo in piedi 45 anni fa proprio per tutelare questo diritto. Se ora si sta sgretolando è il Paese intero che si deve mobilitare. Certo, e infatti voi come GIMBE avete proposto un piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Ci vuole elencare gli elementi, come dire, essenziali di questo piano? Sì, il piano di rilancio viene fuori da una lunga attività anche, diciamo, di consultazione pubblica con medici, infermieri, manager della sanità, ma anche tanti cittadini che ci hanno dato delle indicazioni importanti. È un piano in 14 punti che ovviamente prevede un rilancio progressivo del finanziamento pubblico, delle modalità diverse di collaborazione tra Stato e Regioni, una profonda riorganizzazione
dei servizi sanitari, in particolare in quella che è l'integrazione ospedale-territorio, o il rilancio delle politiche del personale sanitario che oggi, come dicevo poco fa, si è profondamente indebolito, una migliore relazione tra pubblico e privato, il potenziamento della ricerca. Cioè sono tanti elementi che devono essere messi sul piatto, però ci vuole la visione politica, cioè se la politica decide che il Servizio Sanitario Nazionale deve essere mantenuta, bisogna seguire un piano di questo tipo. Se in mente c'ha l'idea che deve essere in qualche maniera, diciamo, smantellato, si va in un'altra direzione. Però ribadisco, meglio dirlo esplicitamente ai cittadini piuttosto che farli sentire spettatori passivi dell'erosione di un diritto costituzionale che i cittadini italiani non meritano sicuramente. Beh, chiaramente voi propendete per la soluzione del mantenimento del servizio pubblico. Assolutamente. Il vostro piano di rilancio va in quella direzione. Per chiudere le faccio una domanda un po', come dire, terra per capirci. Come si può fare per ovviare, perché non capiti mai più che una signora debba aspettare un anno e poi sentirsi dire ci deve scusare lì al Policlinico di Palermo, c'era un apparecchio guasto. Da dove si deve cominciare? Ma sicuramente ci sono una serie di aspetti locali che vanno gestiti e curati meglio, perché noi spesso guardiamo la punta dell'iceberg quando si verificano fenomeni di questo tipo. Quello che si dovrebbero porre sia i politici locali, sia gli amministratori locali, sia i medici, che quando ci sono delle cose che non vanno sistemate nel momento in cui non vanno, non quando poi generano degli effetti, tra virgolette, collaterali, come casi di questo tipo, che ce ne sono tantissimi. Cioè noi cerchiamo di guardare prima alle condizioni del sistema, prima che si verifichino degli effetti delle situazioni di questo tipo, quindi processi ordinari di manutenzione, il personale che deve essere sempre presente in tutti i turni, dico cose che oggi purtroppo vanno a sbattere con quelle che è una cronica carenza di risorse e oggi anche difficoltà nella gestione del personale. Lei immagini che anche l'obiettivo del PNRR, che doveva essere al 2024 di rinnovare tutte le apparecchiature sanitarie, è stato spostato, diciamo, al 2026, quindi per banali ragioni logistiche, la mancanza dei locali, la difficoltà di smaltimento delle vecchie apparecchiature, cioè bisogna sempre mettere in fila tutte le cose in maniera tale che poi il cittadino abbia il miglior servizio quando ha bisogno. Quindi, per chiudere, la spesa sanitaria sta aumentando o sta diminuendo? Ma guardi, la spesa sanitaria, mi permetta la battuta, è come gli anni, aumentano sempre, voglio dire. Il problema è che quello che ci dobbiamo chiedere è se è aumentata a sufficienza. Cioè, vero è che quest'anno sono stati aggiunti altri 3 miliardi per il fabbisogno sanitario nazionale, ma di questi quasi 2 miliardi e mezzo sono andati via per il rinnovo dei contratti, giustamente, del personale sanitario. Quindi se noi andiamo a guardare il confronto dell'Italia con la media dei paesi europei, lei immagini che nel 2022 avevamo un gap di circa 47-48 miliardi, mentre nel 2010 eravamo praticamente a pari della media europea. Quindi che significa che nel giro di 13 anni ci siamo allontanati molto, non dalla Francia e dalla Germania che spendono cifre che noi nemmeno ci sogniamo, ecco, dico, io sempre giocano in un altro campionato, ma siamo veramente molto molto lontani anche dalla media dei paesi europei, molto vicini a quelli che sono i paesi dell'Europa dell'Est e dell'Europa meridionale. Grazie a Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, speriamo, ci Grazie a lei. Naturalmente, che il vostro piano per il rilancio del servizio sanitario possa, come dire, avere concretezza e sviluppo. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo d'altro. Ci occuperemo in particolare di una delle difficoltà della nostra agricoltura che riguarda la produzione vinicola, cioè la siccità. Ne parliamo frequentemente, ma come dire, colpisce anche questo settore in maniera piuttosto evidente, come vedremo. State con noi, buongiorno Sicilia. Con noi Achille Alessi, che è il presidente del consorzio Cerasuolo di Vittoria, quindi parliamo di vino e vini di ottima qualità. Come vanno i vini quest'anno? I vini quest'anno vanno molto bene. Devo dire che io sono felicissimo di essere presidente di questo consorzio, che è l'unica DOCG siciliana. Una DOCG che... Spieghiamolo bene cosa vuol dire, Presidente. DOCG sta a denominazione d'origine controllata e garantita. I territori dove insiste il Cerasuolo di Vittoria sono la provincia di Catania, Ragusa e Caltanissetta. È garantita vuol dire che esiste un controllo particolare, se intuisco, insomma. Il consorzio ha
come cose da effettuare, da verificare, che i vini rispettino quella G, quella garanzia che quel prodotto sia veramente l'unica DOCG siciliana, quindi con delle analisi, delle verifiche e quant'altro. Ed è l'unica siciliana? L'unica DOCG siciliana, sì. Ah, fantastico. Quali sono i segreti del Cerasuolo? I segreti del Cerasuolo, secondo me, sono legati ai vitigni che lo compongono, il Nero d'Avola e il Frappato. Il Frappato è uno dei vini che in questo momento ha molto interesse, desta molto interesse, infatti il Frappato DOC Vittoria nell'esempio. E poi devo dire che i suoli, i territori dove insistono questi vigneti hanno delle caratteristiche veramente particolari, dei profumi, la ciliegia, da Cerasuolo, nel caso del Frappato questo sentore di fragola, vini molto moderni. Ma i viticoltori hanno terreni estesi oppure sono gruppi con piccoli appezzamenti? Questo è quello che caratterizza l'area del Cerasuolo. Sono tutte aziende medie, medio-piccole, con una caratteristica anche importante, che più del 70% dei produttori di quest'area è in bio. Quindi quando si parla di sostenibilità, uno degli esempi c'è questo territorio. No, davvero, complimenti. Senta, mi faccio una domanda un po' banale, ma di attualità. Perché purtroppo è un problema molto serio e vengono qui spesso agricoltori a parlarne, quello della siccità. Voi ne avete risentito dalle vostre parti o no? Allora, la siccità chiaramente è un momento, è più che un momento, è una fase. È una fase abbastanza lunga che ci sta colpendo tutti, però devo dire che i nostri vigneti, le nostre terre sono state abituate sempre a dei climi abbastanza difficili. È chiaro, non si può pensare di andare avanti sprecando l'acqua o facendo altro. Ecco. E questo è uno dei dati per cui credo che nella mia area si stia lavorando tanto. Sicuramente ci vuole l'aiuto di tutti per portare avanti questo progetto. Cioè, bisogna appunto poi lavorare sugli invasi, che sono i temi di cui frequentemente parliamo a Buongiorno Sicilia, anche i nostri ascoltatori ci sentono spesso parlare, ma che sono temi importanti che non riguardano soltanto i viticoltori, ma riguardano un po' tutta l'agricoltura siciliana. È vero che vi agevola anche le escursioni termiche, che a noi danno fastidio, perché detto così da cittadini, no? La mattina e poi invece di giorno uno dice ah che bello, l'inverno è finito, c'è un sole meraviglioso, e poi di nuovo di sera fa freddissimo. È una delle cose caratteristiche veramente importanti per il vino, perché che bello questo, sentirlo dire. Cioè, diciamo, l'alto e il basso crea dei vantaggi ai vini. Ma quindi, perché questo porta a delle evoluzioni nelle reazioni della pianta, per cui ci sono dei momenti in cui è un po' come la nostra vita alla fine, se la vogliamo guardare. Nella nostra vita, se avessimo una vita piatta, magari non saremmo delle persone piatte, invece abbiamo tanti guizzi e questi guizzi fantastico. Quindi scarsa piovosità, anche questo clima con escursioni termiche, e l'altezza dei terreni com'è? Noi abbiamo 3 livelli nell'area del Cerasuolo, abbiamo livelli vicino a Gela, quindi sul livello del mare, poi abbiamo una media collina intorno ai 300, fino ad arrivare anche ai 600 metri nelle zone interne, il Caltagirone, piuttosto il Lido di Obbea, piuttosto che in altri posti dove abbiamo 600 metri. Questo, quindi abbiamo questo è uno dei anche questo è una delle caratteristiche che caratterizzano i nostri vini. Beh, sono tutte cose che impariamo e che ci fa molto piacere conoscere. Bene, allora avete prospettive di ampliamento, immagino, sì. No? Una delle cose che mi fa piacere raccontare è che nell'area del Cerasuolo abbiamo promosso
questo vino con degli eventi tipo C'era Soul che abbiamo fatto nel Tempio della Musica al Teatro Massimo Bellini, con un connubio tra musica e vino. L'abbiamo fatto pure a Vittoria in piazza, appunto fruibile a tutte le persone. Bellissimo. Ma abbiamo partecipato al Vinitaly, dove tutti i produttori si sono legati per non parlare della propria azienda, ma per salvaguardare questo vino, il Cerasuolo e il Frappato Doc Vittoria. Certo. Oggi abbiamo un obiettivo nuovo, ci stiamo crescendo, crescono anche i desideri. E uno dei desideri è quello di ora portare le persone nel nostro territorio, salvaguardarlo, e questa operazione la si può fare creando il parco del Cerasuolo di Vittoria. Che bello, un parco! Sì, questo parco del Cerasuolo di Vittoria, grazie all'aiuto dei sindaci del territorio, del GAL Valli del Golfo, delle varie istituzioni, delle cantine e quant'altro, porterà a salvaguardare il nostro territorio, poter permettere la visibilità di questo, la fruibilità alle persone. Senza che me lo distruggiamo quando veniamo. E preservarlo, e soprattutto risolvere dei problemi che magari tutti noi conosciamo, ma che noi siciliani non vogliamo più. Bene, complimenti, in bocca al lupo allora anche per le vostre nuove iniziative. Achille Lessi, che è presidente del consorzio Cerasuolo di Vittoria. Ci faccio sapere poi del parco, che magari veniamo a trovarvi. Grazie, adesso facciamo una breve pausa e tra poco incontreremo Mirko Bianca, un giovane talento della musica siciliana. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, il nostro ospite è un giovane cantautore siciliano, siracusano, si chiama Mirko Bianca. Alcuni di voi se lo ricorderanno certamente perché l'hanno visto nel videobox di Radio 2, di Rai 2, scusami, con Fiorello. Che esperienza è stata? Intanto possiamo vedere le immagini mentre Mirko parla. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza. Devo dire sicuramente è stata un'esperienza magica per me. Comunque anche se abito a Catania ormai da anni, vengo sempre da un piccolo paesino, quindi diciamo avere questo boom è stato un attimo un po' scioccante. Fiorello com'è stato con te? Beh, sicuramente una bella esperienza. Sono andato a Roma, sono salito su, diciamo che tutto è iniziato un po' per gioco. Diciamo, ci speravo ovviamente, però Mario ho pensato banalmente, figurati se chiamano proprio te. Invece è successo, mi hanno chiamato, sono salito e ho conosciuto veramente anche delle persone che lavorano dietro le quinte, davvero bellissime. Quindi è una bella esperienza. Certo. Tu è vero che hai cominciato da autodidatta? Vero. Molto giovane, no? Beh sì, la prima volta che ho cantato su un palco fu a 16 anni, quando avevo 16 anni. Ovviamente che tipo di musica fai? Perché ora tra un po' la faremo... Beh, diciamo non mi piace etichettarmi, però diciamo che il genere... Beh, diciamo che il genere principale sicuramente è il pop. Pop. Ho iniziato in realtà a scrivere in inglese, solo ultimamente ho cambiato in italiano nella mia lingua. Parole al vento e in italiano. Esatto, Ma sì. proviamo a sentirlo un attimo, un momento, così ci rendiamo ancora meglio conto. Passiamo un attimo, mi stai dicendo delle cose, dimmi. Questo si chiama Di Nuovo, questo è l'ultimo diciamo singolo, proprio quello più bello. recente. Sì, diciamo, ci siamo Ma il video l'hai concentrati. curato tu? Sì, io insieme a Fabrizio Guglielmo, che sarebbe ormai il mio videomaker da anni, insieme appunto ci Una mettiamo... giornata un po' sì, frenetica, comunque diciamo abbiamo cercato di dare questo senso di oppressione, comunque della quotidianità che si ripete,
si ripete. Beh, fantastico. Senti, e lì hai incontrato altri giovani da Fiorello? Sì, senza dubbio altri giovani che come me hanno questo sogno ed è stato davvero bello, magico proprio per questo. Non ho sentito nemmeno quella competizione o quella rivalità, eravamo lì semplicemente dei giovani sognatori che stavano, fra virgolette, realizzando il loro sogno. E beh, con lui, con Fiorello, questo lo ha reso possibile, perché certo, grazie a lui, con questo video box è una bella idea, perché poi ci sono anche quelli che raccontano le barzellette, esatto, ci sono quelli che fanno i prestigiatori. Esatto, c'è un po' di tutto, diciamo una raccolta di talenti. È bello per l'Italia. È un'idea. Beh sì, lui, so che Fiorello proprio per la realizzazione di questo format si è ispirato proprio al video box, che era un programma andato in onda su Rai 3 circa negli anni 70-80. Ah, ecco. Quindi diciamo è un'idea che si rifà a quello. Ma è vero che nei tuoi brani, oltre a essere, tu hai detto, cioè, genericamente definiamo l'hip hop, c'è anche la denuncia sociale, è vero? Beh sì, proprio in Parole al vento, che è il singolo proprio prima di questo, ho cercato proprio di rendere quest'idea, nel senso di essere liberi. Proprio quelle parole al vento sono proprio quelle parole, diciamo, brutte, cattive che ci vengono dette, e il messaggio che ho voluto lanciare con quel brano era proprio quello di fregarsene, di essere liberi, insomma, di fare quello che si vuole, di essere ciò che si è. Perché ci sono anche, come dire, diffidenze delle volte, sì. Ostilità, no? Sì, Ma sì. cosa tu le avverti nei confronti dei giovani o nei confronti di chi vuole avere successo? Beh, chiaramente il mio messaggio parte sempre da una storia proprio che ho vissuto principalmente, però proprio in generale credo che chiunque si possa immedesimare in questo messaggio. Diciamo che queste brutte parole non ci devono tappare le ali, ma devono appunto essere prese per quello che sono, parole al vento. Parole al vento. Se qualcuno tenta di frenarvi, andare avanti, bisogna andare avanti con coraggio, come fa Mirko Bianca. Prossimi obiettivi? Beh, senza dubbio spero, diciamo, che ogni volta che vado avanti cerco sempre di superare il gradino precedente, quindi ora che sono stato a Rai 2 lì da Fiorello, non so ancora cosa mi riserverà il futuro, però spero ci siano cose ancora più grandi. Ma stai lavorando con nuovi brani? O... Certo, sì, ci sono un sacco di brani in archivio. Un sacco? Un bel po', più di 10 almeno, quindi... Ah, per Marco, ma che fai? Un pezzetto qua, un pezzetto là? Beh sì, purtroppo è così, diciamo, quando arriva l'ispirazione, quindi prendo un brano, poi lo accantono, ne creo un altro, mentre riprendo di nuovo quello. Vabbè, risentiamo un attimo ancora di Mirko Bianca e lo salutiamo con la musica. Proviamo? Riusciamo? Dai. Rientriamo in studio. Questo si chiama, non come ho detto io per errore... Ma di nuovo. Si chiama Di nuovo questo. È di nuovo? Di nuovo, sì. Perché vuol dire un po' la di nuovo, beh, si ripete, perché la giornata si ripete, penso a chiunque sia capitato di avere quella monotonia della giornata che si ripete. La ripetitività del quotidiano. Complimenti a Mirko Bianca, grazie. In bocca al lupo per tutto, naturalmente facci sapere quando arrivano nuovi brani, noi magari siamo a tua disposizione. Grazie. Grazie a te. Allora adesso è il momento dell'almanacco e poi ci sarà Marco Amato con uno sguardo alle stelle. State con noi, buongiorno Sicilia. Se siete stanchi degli insetti, abbiamo una soluzione semplice ed efficace per voi. Basta usare due ingredienti che avete sicuramente in cucina, il limone e l'aceto. Questi due prodotti hanno un odore intenso che quei fastidiosi animaletti non sopportano. Vi basterà tagliare delle fettine di limone, bagnarle con aceto e metterle nei vasi o sui davanzali delle finestre. Oppure potete preparare una miscela di acqua, aceto e succo di limone e spruzzarla sulle piante e sui bordi delle finestre. Vi piacerebbe nuotare con dei simpatici maialini rosa in un mare cristallino? Allora dovete visitare l'Isola dei Maiali, una delle attrazioni più curiose e divertenti delle Bahamas. Si tratta di una piccola isola disabitata, dove vivono circa una ventina di maiali che si sono adattati a nuotare e a interagire con i turisti.
Come sono arrivati lì? Nessuno lo sa con certezza, ma ci sono diverse leggende. Un modo di dire molto usato è le bugie hanno le gambe corte. Questo significa che le bugie vengono sempre smascherate, che non possono durare a lungo. Questa espressione ha un'origine letteraria, precisamente da una favola di Fedro. La storia racconta di un artigiano che scolpì una statua chiamata Verità. Il suo apprendista volle imitarlo e fece una statua uguale, ma gli mancò l'argilla per fare i piedi e le gambe, che rimasero corte. Da qui il proverbio, che suggerisce che le bugie sono facilmente riconoscibili e non possono reggersi in piedi. Oggi è venerdì e allora è il momento del Weekend delle Stelle con Marco Amato. Marco, ci sei? Ci sono, buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno. Ci sono anche delle happy? Be happy? Be happy. Be happy. Com'è che faceva Be happy, don't worry. Don't worry. Sì, non vi preoccupate, ma siate felici, potendo. È un po' come Mirko Bianca poco fa, non so se l'hai sentito. Ma infatti ho notato che anche lui aveva la tazzina con il nude look per iniziare la giornata. Beh, si sente Marco Amato un po', no? Giusto, Marco Amato fa scuola, va bene. Allora, parlaci di questo Weekend delle Stelle. Allora, è un weekend molto speciale perché proprio oggi il weekend viene inaugurato dal passaggio di Venere in Acquario. Cosa significa questo? Quando i pianeti cambiano regione zodiacale si esprimono in maniera diversa, quindi una Venere che è stata in Capricorno, che quindi era più regolista e tendeva più a sistemare in termini di stabilità i rapporti, adesso si lancia nel mondo più libero e più fantasioso, divertente, allegro e originale dell'Acquario. Venere è l'ultimo dei pianeti dorifori che si sposta nel segno dove sta il Sole. Per doriforia zodiacale intendiamo che ci sono dei pianeti che seguono strettamente il passo del Sole. Sono Mercurio, che non si allontana mai i 36 gradi dal Sole, Venere 48 e Marte, che è un po' più slegato ma che grosso modo segue comunque l'andamento dei pianeti veloci. Ecco, vedete, questa è una regola per cui non può esistere per esempio un Acquario che ha Venere in Leone, perché Venere non si sposta più di 48 gradi, ogni segno è 30 gradi. Ma andiamo invece di parlare in astrologhese a quello che sono i risultati che si aspettano aver raccontato i nostri ascoltatori. Venere in Acquario, che significa? Venere libera, originale, congiunta a Plutone e a Mercurio, quindi è un'esigenza per adesso nell'amore e nei legami quello di fare venire fuori tutti i non detti, come se già non fosse già abbastanza complicato. Ecco, vedete, aspettate un weekend in cui nelle relazioni nessuno dei due facenti parte della coppia se ne terrà una, si salvi chi può. In più il tutto è rincarato anche dal fatto che la Venere oggi è uraniana, è ancora in Toro congiunta a Urano, quindi dà tutto una sensazione più elettrico, più con voglia di fare, con scatto, ma poi passerà in Gemelli, quindi proprio la comunicativa negli affetti e nell'amore. Questo weekend sarà il vero e proprio weekend di San Valentino. In bocca al lupo a tutti. Allora, a chi porta bene in particolare? Essendo una Venere che si congiunge a Plutone, è un valore un po' binario perché va bene agli Aria, ma anche a Scorpione, Cancro e Pesci, quindi aria, acqua. Cosa vuol dire questo? I gemelli ce l'hanno in trigono, quindi riprende la fase amatoria dei gemelli che dopo tanta stasi riprendono finalmente non solo il dialogo e il loro ingresso in società, ma anche gli amori, la seduttività, la carineria, il flirt, il divertirsi con l'amore. Mentre invece i Bilancia finalmente con il loro pianeta, Venere pianeta della Bilancia, il loro governatore si sposta nel mondo proprio fluido e attivo dell'Acquario, che è libero, quindi una Bilancia un po' più slacciata, meno legata, meno ingessata, perché l'elegante signora Bilancia in genere nello zodiaco ha questo piccolo contrappasso, a volte un pochino rigida. Quindi lasciatevi andare, avete una serie di pianeti in trigono, inizia per voi Bilancia una fase bellissima, non solo in amore. Acquario è quello che gode più di tutto del protagonista di questo momento zodiacale, perché Sole, Marte, Mercurio, Plutone
e ora anche Venere, sono tutti dentro il segno dell'Acquario, il che significa per gli Acquario questa vera e propria rinascita che più volte in questo 2024 è stata annunciata e che porterà tanto dal prometeico segno delle ali e del volo a tutto un po' l'umanità e l'ecumene. Venere, vi ricordo, è anche il pianeta della salute, trovandosi in Acquario, scienza, e congiunta a Plutone, sangue, masse, e riuscirà a dare degli apporti importantissimi nel campo della medicina. Ci aspettiamo tantissimo noi astrologi da questi passaggi zodiacali. Vediamo gli Acqua. Allora, Scorpione prima di tutto super favorito perché Venere appunto si congiunge al maestro dello Scorpione che è Plutone appunto, quindi uno Scorpione che recupera le certezze affettive e che fa anche una retrospettiva un po' su tutto il suo percorso affettivo e d'amore. Quindi uno Scorpione decisamente più consapevole. Pesci assolutamente rinvigoriti e più forti da queste configurazioni zodiacali. Anche se tutti questi pianeti si immergono nella vostra 12ª casa, i pesci per adesso sentite che siete a un passo dal conquistare nel campo del lavoro e nell'amore tutto quello per cui avete faticosamente lavorato negli ultimi 6 mesi. Per cui questo è un gioco planetario che i veloci, piano piano, entro fine febbraio, vi regaleranno la loro concretezza. Cancro. Il Cancro come la bilancia è più libero proprio perché i pianeti spostandosi dal Capricorno finiscono di essere opposti al Cancro, quindi aspettatevi un Cancro decisamente più aperto, più manifesto, meno timido nel manifestare i suoi desideri, ma anche la sua grande capacità d'amore e romanticità. Cosa fanno invece i Terra e il Fuoco? Partiamo col Toro per i Terra. Ecco, vedete, la Luna oggi è uraniana, quindi le signore dello zodiaco, Luna e Venere, sono tutte un po' tra elettricità e stabilità. Un Toro quindi che riesce a stabilizzare anche in maniera un po' convulsa tutta una serie di relazioni affettive di cui non si sentiva troppo. Si sa che i Toro hanno sempre una voglia di controllo, forse a volte un po' eccessiva, nei loro rapporti o nella sicurezza dei loro oggetti. Vergine, a proposito di sicurezza, Venere è l'ultimo pianeta che spegne un trigono che vi ha sostenuto per ora. Quindi la Vergine adesso se la deve vedere solo con l'opposizione di Saturno e Nettuno, per cui seppure il lavoro vi suffissa, ma avete una nostalgia romantica del tempo che fu in amore, nulla è perduto per i Vergine, dovete solo essere chiari e aprirvi ai non detti, cioè esplicare le cose che veramente sentite, perché a volte fate l'errore di non essere troppo dolci o manifesti, di verbalizzare proprio cosa provate per le altre persone. Capricorno, un Capricorno che ho dato per vincente sia nella lunga citata ma anche nelle microsequenze, un Capricorno che mi ha stupito quest'anno e anche l'anno appena scorso per tutto quello che è riuscito a costruire in amore, nel lavoro e nella sua progettualità. I pianeti in Acquario per voi significano che sono in seconda casa, quindi casa della visione oggettiva delle cose, per cui tutto diventa realtà. Finalmente ciò che avete macchinato come progetto nella mente, ciò che avete sperato tutta l'anima, ora diventa un oggetto di realtà. Quindi, cari Capricorno, godetevi i frutti di tutto il vostro lavoro. Il Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, cosa fanno? E beh, sicuramente avvantaggiatissimi sono Ariete e Sagittario, questo sono nello zodiaco i migliori amici del segno zodiacale dell'Acquario, un po' meno purtroppo al Leone, perché ha tutto in opposizione, quindi il Leone badi bene a ciò che vuole o non vuole più. E detto questo vi auguro un magnifico weekend, ragazzi. Grazie. Anche a te Marco, grazie. Anche noi auguriamo a tutti quelli che ci seguono buon weekend. Buon weekend! Oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Mi raccomando, prendete nota per non farvi sfuggire nulla.
A Sciacca il carnevale non è ancora finito. Per questo weekend, dalle 16, spettacolare parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito del carnevale in via Salvatore Allende. A conclusione di ciascuna delle 4 giornate, a partire dalle 20, spettacoli, esibizioni in concorso e recite allegoriche. Per i più piccoli, domenica 18 febbraio alle 11:30, Carnevale dei bambini, con personaggi dei cartoon, giochi, baby dance, animazioni e mascotte. Un altro grande appuntamento musicale per la stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana a Palermo. Stasera alle 21, con replica nel pomeriggio di sabato 17, al Politeama Garibaldi di Palermo, Marco Angius dirige l'Orchestra Sinfonica Siciliana accompagnato dal pianoforte di Giuseppe Albanese. Da Schubert a Schumann, Angius dirigerà il concerto seguendo la trascrizione per orchestra di Aldo Clementi. Intelligenza artificiale e confine tra umano e non umano sono gli argomenti su cui si basa il nuovo spettacolo della rassegna Giovani Sguardi. Venerdì 16 e sabato 17 febbraio alle 21 allo Spazio Bis di Catania. Lo spettacolo racconta di un giovane ingegnere che porta a casa un'intelligenza artificiale impiantata su un corpo femminile, profondamente schietta, inopportuna e sagace. La grande timidezza, il nuovo spettacolo teatrale di Ruggero dei Timidi e Fabiana Incoronata Bisceglia, arriva in Sicilia. Appuntamento venerdì 16 febbraio al Teatro Ambasciatori di Catania e sabato 17 al Teatro Jolly di Palermo alle 21. Uno show musicale in cui convivono intelligenza artificiale e idiozia naturale, tra vecchi successi e nuove hit. Maschere, animazione, maghi, natura, dolcezza e tanto divertimento. Questi gli ingredienti dei prossimi 2 eventi in programma per Carnevale e San Valentino al Bioparco di Sicilia di Carini. Domenica 18 febbraio, dalle 9:30 alle 15:30, i piccoli visitatori trovano la truccatrice del Bioparco per completare il loro look di Carnevale. Vi ho detto tutto anche per questo venerdì. Ci risentiamo la prossima settimana e ovviamente buon weekend! Beh, ce n'è davvero per tutti i gusti, buon weekend. Adesso ancora una notizia con Angelo. L'abbiamo accennato prima, danni alla salute dei nostri ragazzi. New York porta i social in tribunale. L'accusa: le piattaforme sono accusate di avere creato volontariamente meccanismi di dipendenza con cui fidelizzare i giovani. Questa è l'accusa. Il sindaco di New York, Adams, ha depositato, sono oltre 300 pagine contro Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram e YouTube. Incredibile, dagli Stati Uniti dove tutto è nato, poi loro stessi... Vabbè, noi invece facciamo un salto nel passato, 16 febbraio del 1923, quando l'archeologo inglese Howard Carter apre la tomba del faraone Tutankhamon. La preziosa tomba, vedete la fotografia? È così. Situata nella Valle dei Re, vicino a Luxor, era rimasta inviolata per quasi 3000 anni, sfuggendo ai saccheggiatori, che lì saccheggiavano di tutto, ma quella non l'hanno trovata. Ma il 16 febbraio del 1959 è anche il giorno in cui Fidel Castro presta giuramento come primo ministro di Cuba. Castro, il leader massimo, affronta numerose sfide, soprattutto da parte degli Stati Uniti, che tentano di invadere l'isola con lo sbarco nella Baia dei Porci nel 1961. Un altro evento. Uno dei più ingloriosi insuccessi degli Stati Uniti. Vabbè. Un altro evento accaduto lo stesso giorno è l'impresa del sommergibile nucleare Triton, il primo a effettuare il giro del mondo in immersione. Ci sono voluti 60 giorni seguendo la rotta di Ferdinando Magellano, il primo navigatore che aveva circumnavigato in superficie il mondo nel 1522. Passiamo ora al 16 febbraio del 68. Negli Stati Uniti viene inaugurato il numero 911, che è il primo servizio telefonico di emergenza che permette di contattare polizia, pompieri e soccorsi sanitari, un po' come il nostro 112, solo che loro hanno
dato vita nel 68. Il 911 però diventò effettivamente operativo a livello nazionale solo nella prima metà degli anni 80, anche loro hanno qualche difficoltà ogni tanto. Ma il 16 febbraio è anche una data che ha a che fare con l'ambiente e il clima. Nel 2005 entra in vigore il protocollo di Kyoto, un trattato internazionale sottoscritto da 180 paesi per limitare l'inquinamento da CO2, cioè da anidride carbonica, il principale gas responsabile del riscaldamento globale. Il 16 febbraio del 2013, eccolo qua, Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo con L'Essenziale, canzone scritta da lui stesso, una delle più belle e toccanti di questo cantautore laziale che con la sua voce intensa e il suo stile pop rock ha subito conquistato il pubblico e la giuria, è diventato un successo nazionale e internazionale, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest e si è classificata settima. Ve la facciamo ascoltare, L'Essenziale di Marco Mengoni. Vi ricordiamo l'appuntamento con Buongiorno Sicilia lunedì 19. Buon weekend davvero a tutti. A lunedì.